L'altro lato della medaglia, l'aeroporto Canova senza voli a causa del lockdown ha letteralmente portato una boccata d'ossigeno alla popolazione che vive a ridosso della pista aeroportuale. Un paradiso temporaneo che i residenti non potevano nemmeno immaginare di ottenere in così poco tempo. Dove non è riuscito il comitato, che denuncia da anni continui superamenti dei limiti di inquinamento acustico e atmosferico, è riuscito il Covid-19. Siamo rinati a vita nuova sia da un punto di vista di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico. È proprio vero, no, il proverbio che non tutto il male viene per nuocere. Il comitato in questi anni si è attivato incessantemente per contrastare il continuo incremento dei voli. Con una pista lunga 2400 metri e larga 45 metri, il Canova è stato costruito in appena 130 ettari, in un contesto fortemente atropizzato. Scuole, abitazioni e persino il Parco del Sile. Anni di dure lotte da parte della popolazione non hanno portato ai risultati sperati. Il 4 maggio residenti e comitato hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio e ai ministri. Ora più che mai vogliono puntare ad un riassetto del piano nazionale degli aeroporti, specialmente in un momento come questo, ci dicono, perché vi sia un cambiamento orientato verso un sano sviluppo economico realmente compatibile con il territorio che metta al primo posto la salute. Visto che le autorità nazionali tutte si sono profuse a ribadire per l'ennesima volta la salute innanzitutto, la salute al primo posto, dobbiamo garantire la salute dei cittadini. Bene, che venga escluso l'aeroporto di Treviso nella classificazione di aeroporto di interesse nazionale.